Amici bellini, mi tolgo uno sfizio personale, quello di intervistare uno dei giornalisti che mi piace di più nel panorama calcistico, perché veramente, oltre alla capacità dialettica, tende a non dire cose mai banali, e lo sapete quanto io ci tenga a non dire cose banali, e questa intervista credo ne sia un'ulteriore prova, se mai ce ne fosse stato bisogno. Quindi godetevi questo breve regaluccio che mi sono fatto e che mi sono fatto con voi. Benvenuto Lutog, tra l'altro, tra un po' scende in campo anche la nazionale, quindi ci vediamo a fine intervista. Subito dopo reintervengo per dirvi una cosuccia. È un martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Amici bellini, è un onore incredibile per me potervi portare sul canale un giornalista che veramente era una mia scelta. Antonio Giordano del Corriere dello Sport, una mia scelta nel senso, ti spiego Antonio, quando mi sono trasferito e ho cominciato a guardare le trasmissioni in differita, quando avevo meno tempo sceglievo la trasmissione dove c'eri tu ospite. Benvenuto. Ragazzi, sei cresciuto male. No, non mi sono messo la cravatta, oggi sono di riposo. Sono ancora più onorato di poter sfruttare. Sono andato dal barbiere, guarda qua, Stai una favola. Cerchiamo di mantenerci giovani. Antonio, facciamo un leggerissimo passo indietro nel breve passato, quindi la partita con la Fiorentina. Che cosa ci ha insegnato di questo Napoli? Che i bambini sono cresciuti, che non è più una squadra, o perlomeno sembra non lo sia in questo momento della stagione, una squadra con delle pause, seppure le avverte dal punto di vista tecnico, non lo dimostra dal punto di vista mentale. Devo dire che non era una gara facile contro una Fiorentina che a me piace molto per quello che ha in testa il proprio allenatore. Si è capito subito che non lo sarebbe stato, si era già visto dalle precedenti prestazioni della Fiorentina questa capacità di farti male, come diceva Spalletti, di venirti a giocare addosso. Esatto. E di toglierti anche i punti di riferimento. Uno ne ha dato e il Napoli l'ha sfruttato, cioè il campo largo per Osimhen. Però poi nel corso del secondo tempo il rischio che si ingarbugliasse la matassa esisteva sempre. E lì sono stati bravi i giocatori del Napoli, ma soprattutto Spalletti, a togliere alla Fiorentina la capacità del palleggio, a impossessarsi anche psicologicamente della partita, della serie potete anche farla voi, ma noi stiamo qui, ecco. È vero, perché questa è stata forse la prima partita dove il Napoli ha concesso il possesso palla, perché per tutte le altre c'è stata una sorta di dominio del gioco, no? Sì, credo che le percentuali siano 53 alla fine per la Fiorentina, quindi più o meno equilibrato, però in vantaggio in favore loro, di quelli che teoricamente sarebbero meno forti, e invece hanno dimostrato di avere anche tante idee. Probabilmente è mancato il miglior Vlahovic, sono mancati anche altri giocatori e la tenuta tecnica del Napoli è sempre di assoluto riguardo, cioè non è facile far male al Napoli, è più facile che ti faccia male in questo momento, soprattutto lì davanti. Ieri facevo un calcolo delle sostituzioni, la cosa che maggiormente mi ha impressionato di Spalletti, che è tornato nel calcio dopo 2 anni e l'ha trovato nuovo, perché Spalletti esce prima del lockdown e ci rientra con delle nuove regole. I 5 cambi lui non li aveva mai affrontati, e devo dire che evidentemente studiarlo gli ha dato l'idea di sfruttarli tutti per ridurre poi il turnover da partita in partita. Eravamo abituati in passato a gare dal campionato all'Europa League in cui era necessario, anzi indispensabile, cambiarne 5 o 6. È successo una sola volta, guarda caso poi il Napoli l'ha persa contro lo Spartak, ma per questioni che non riguardano ovviamente il turnover. Altrimenti Spalletti il turnover lo fa nella partita, cioè dal 60esimo in poi, e con la Juve anche al 45esimo lui cambia, quindi sottrae minuti a quelli che sarebbero titolari o potrebbero esserlo o dovrebbero esserlo, e ne dà altri a quelli che devono cambiarti la gara. 43 cambi su 45 sono tanti. Pare proprio si stia divertendo con questa nuova regola, la sta sfruttando. Filosofia e divertimento. Quando mi parli di attacco io non posso farti una domanda sull'uomo del momento, che è Osimhen. Io ricordo una tua definizione, oltretutto prendo spunto dalla tua interessante domanda in conferenza, dove parlavi del killer instinct e chiedevi a Spalletti proprio se si allena il killer instinct. E io che sono molto severo di solito con le domande dei giornalisti, perché voglio domande che poi ti portano a risposte interessanti, l'ho apprezzata molto. Ricordo una tua definizione di Cavani: il Napoli parte da 1-0.
non c'era dubbio, 104 gol in 138 partite, non c'è dubbio. Osimhen non avrà questi numeri probabilmente come killer d'area di rigore, ma che cosa sta dando al Napoli? Qual è l'importanza di questo giocatore a livello anche tattico? Devo dire che poi anche con il Pipita è successo di partire 1-0 e devo dire che tutto nasce secondo me dal momento in cui a Napoli è approdato Rafa Benitez. Quello che ha cambiato soltanto statisticamente, ma proprio filosoficamente, l'atteggiamento della squadra, aprendole un mondo nuovo. Napoli con Rafa comincia ad andare oltre le 100 reti, che fanno una media di 2 qualcosa a partita, visto che con Benitez credo che il primo anno forse ne abbiano giocato 47 o 48, non mi ricordo, e che poi dopo più o meno è sempre stata questa la media, tranne un anno, quello della semifinale di Europa League, che penso siano arrivati a 50, e comunque ondeggiamo intorno a queste cifre qua, cioè sei sempre oltre la media dei 2 gol, una media che si è abbassata stranamente nell'anno di Ancelotti e poi anche in quello di Gattuso, credo. Devo andare a rivedere le statistiche, l'età comincia ad avanzare e adesso ha ripreso, cioè, credo che Osimhen abbia nelle corde quei numeri lì, soprattutto se non si organizzano a marcarti. Ne parlavo ieri sera con Marcolin, cioè non è possibile andare all'uomo contro di lui, perdi sempre. Non vedo in Italia un difensore che sia capace di prenderti metri. I 2 più bravi sono stati Bonucci e Chiellini, ma appartengono a un'altra generazione e ad un'altra statura difensiva. La palla forse non te la fanno arrivare e comunque c'è arrivata, e ho il sospetto che possa arrivare più o meno intorno al rendimento tanto di Cavani quanto del Pipita. Non lo so se però dal punto di vista tecnico farà in tempo ad avvicinarli immediatamente, questo è diverso, ma il ragazzo anche tecnicamente ci sa fare, cioè è un luogo comune pensare che sia soltanto corsa, è una definizione un po' riduttiva della sua potenza atletica, fisica ma anche tecnica, e quando poi mi citi Cavani mi fai del male. Lo so. Ognuno ha i propri il proprio debole. Senti, io allora ti cito un altro giocatore e credo di aprire un'altra ferita, un giocatore che tu penso unico, se non tra i pochissimi, anche quando qualcuno aveva dei dubbi, portavi avanti come giocatore di un talento incredibile e che faceva la differenza, che è Ghoulam. Ghoulam. Però me lo potevi dire. No, lo sai, le interviste qua. Ghoulam, gli amici bellini devono sapere che Antonio Giordano è stato il primo a individuarlo come un giocatore che faceva la differenza, e quando solo come i grandi amori, no? Solo quando li perdi ti rendi conto di quanto ti manca. Possiamo avere una speranza di ritrovare, non dico quel Ghoulam, ma un giocatore anche al 70%, secondo me. Devo dire che quando era rientrato titolare mi aveva già cominciato a confortare in certe partite, e secondo me i primi 20 minuti della partita col Bologna, quella nella quale poi si è fatto male per l'ennesima volta, erano stati abbastanza indicativi sulla sua condizione. Io ora non lo so, dopo 4 anni e 4 interventi chirurgici, penso che neanche il professor Mariani, che è un luminare della materia, ci possa indicare eventualmente una strada maestra o un orizzonte, una speranza. Io non ho visto negli ultimi 10 anni un esterno basso bello come lui, bello tra virgolette, intendo dire dal punto di vista calcistico, dell'eleganza, dell'eleganza nella corsa, della capacità di crossare. Ogni tanto mi capita di andarmi a rivedere dei filmati del passato, perché mi serve anche per rinfrescare le idee, per ricordarmi certe cose. Mi capita un gol di Higuain a Verona, non mi ricordo se col Chievo o col Verona, che è di una bellezza mostruosa, perché gli arriva questa palla, lui la gira all'incrocio, una sventagliata, ma andate a vedere il cross come gli arriva. Cioè la potenza del pallone, la capacità del calcio secco in corsa, di uno che arrivava da 70 metri di campo. Per me in quel momento era il più forte al mondo, ma è una fissazione mia. No, vabbè, ma l'abbiamo visto che comunque così non ne abbiamo, e il giocatore che lo sta sostituendo, Maria Rui, ce la sta mettendo tutta, sta anche overperformando per quanto mi riguarda in questo inizio di campionato. Proprio a livello di caratteristiche, Mario Rui
tende ad accentrarsi, gli piace moltissimo andare dentro. Ghulam invece ti garantisce quell'ampiezza. Il Napoli per scelta, secondo me Spalletti questa poi è l'esperienza che ci sta dimostrando, crossa molto di meno, garantisce l'ampiezza alla squadra ma non crossa perché giustamente non è nelle nostre caratteristiche riempire l'area con dei Marcantoni. Con Ghulam magari... Con Ghulam lo potevi fare, però crossava sempre basso. Ma perché l'intelligenza del giocatore è sapere che se c'hai Mertens... Il Napoli è una squadra che in porta ci è arrivata sempre col pallone tra i piedi. Mi ricordo pochissimi gol di testa, sono curioso di andare a fare la percentuale, ma servirebbe poco. Da sinistra attaccavi con Insigne che arrivava da Callejon e Callejon o faceva gol o scaricava sulla punta, sul centrocampista. Con i centrocampisti va in porta, con gli esterni va in porta, però portandoli dentro al campo. Insigne, Politano. Il Napoli ha una qualità tecnica che sembra, insomma, esagerato dire, ma impressionante. E c'è stata questa fusione magica nel tempo, negli anni, nel triennio di Sarri, forse direi irripetibile per certi versi, no? Che nonostante tutto quello dimostrato non è stato colto, perché io ho il sospetto che il Napoli venga sottovalutato sotto questo aspetto. Poi fate caso, arrivano gli allenatori tutti, Ancelotti, Gattuso, ora Spalletti e prima di loro anche Sarri, e la prima cosa che dicono è un piacere allenare questa squadra. Cioè, se io prendo come poster di questa stagione per ora il gol di Udine su punizione, quello del 2-0, cioè non lo segni se non hai dei giocatori che hanno del talento smodato. Punizione di Insigne, la volée di Fabian, Koulibaly che la stropiccia un po' e Rachmani. Possiamo aggiungere anche un'altra cosa: il gol di Osimhen, il rigore su Osimhen a Firenze. Cioè è una giocata no look di Fabian, ma perché Fabian c'ha un piede che gli altri non hanno. E poi la punizione di Zilischi per arrivare a Rachmani, perché Zilischi, non lo so se qualcuno se ne è accorto, non ti ha ancora detto se giochi di destra o di sinistra, non te lo dirà mai. Straordinario. E poi una cosa è tirare in corsa, il giocatore ha la capacità tecnica di coordinarsi bene, ma quando il pallone è fermo vuol dire che sei veramente ambidestro. Assolutamente sì, hanno capacità balistica, sensibilità, anche spessore, autorevolezza, cioè, anche perché lì rischi le figuracce. Certo. Quando ti fischiano poi dopo non deve essere facile. Antonio, io nel ringraziarti e nel chiudere questa bellissima intervista, tu mi hai parlato dell'attacco del Napoli, non posso non parlarti e chiederti di Insigne che tra poche ore andrà in campo, probabilmente ancora una volta da titolare. Questa sostituzione, noi abbiamo osservato le sostituzioni di Spalletti e Spalletti ha dato l'impressione di volerlo preservare proprio per non farlo andare in ebollizione durante tutto il campionato. Credi che lui abbia sofferto davvero questa sostituzione nello specifico? Perché nelle altre mi è sembrato molto sereno. È stato un momento, secondo me, spero che non gli capiti più, perché è sempre meglio evitare delle tensioni che inevitabilmente poi in una città emozionale come Napoli si dilatano e si spargono, ma la ridurrei veramente ad una reazione tra l'altro controllata e molto civile di chi dice al mister ne avevo ancora, e devo dire la capacità di Spalletti di sdrammatizzare è stata abbastanza educativa, cioè la battuta poi lo faccio giocare più volte è emblematica. Credo che Insigne in questo momento abbia voglia di giocare perché abbia voglia di appagare se stesso, cioè sente di star bene, e a Firenze sentiva di star meno bene delle altre volte e ci ha aggiunto il rigore sbagliato. Ecco. Dato che cominciano ad essere un po' troppi, a un giocatore gli girano le scatole. Quindi è proprio la voglia di rimanere in campo anche per una sorta di rivalsa personale, posso dare di più, posso fare un gol, un assist. Cioè voi prendete l'immagine di quando lui sbaglia il rigore col Venezia, no? Quando arriva il secondo rigore, lui è andato a prendersi il pallone. Certo. Prima che arrivassero gli altri. Ora tiro io e vi faccio vedere. Tant'è vero che poi dopo l'ha fatto con il gesto indicativo, che insomma è abbastanza eloquente. È chiaro. Hai delle intuizioni, una sensazione sul contratto? Io sono convinto, io sospetto che resti, ma è una sensazione deduttiva la mia. Cioè faccio un ragionamento: Insigne a 31 anni, l'anno prossimo avrà 31 anni, potrà andare ovunque nel mondo, potrebbe arrivare una grande società dal fascino irresistibile e ci sta, no? Ma se non arriva una grande società dal fascino irresistibile, quali sono le grandi società dal fascino irresistibile? Lo dico dal mio punto di vista: se io a Napoli sono Insigne, posso fare la storia, posso cancellare tutti i record di presenze, di gol con un quadriennale / quinquennale.
vero. O vado al Barcellona perché ci sta, voglio togliermi lo sfizio, o vado al Real Madrid perché ci sta, o vado al PSG perché gioco con Messi, con Neymar, al Real forse gioco con Mbappé, al O Barce- forse con gioco- Cavani, perché sto sentendo... Non lo so, ma magari anche con lui. Altrimenti diventa già diverso. Cioè, o vai al Manchester United, o vai al City. Ma in queste squadre che abbiamo citato hanno bisogno in questo momento di insigne per struttura tecnica, per anche necessità di questo carattere. Se queste squadre non dovessero, come dire, solleticarlo, perché andare altrove? E magari anche se queste squadre ti solleticano, perché andare altrove se stai a Napoli e se il Napoli eventualmente dovesse rispondere a quelle che sono le tue esigenze? Io più che una questione di carattere economico, perché penso che dico una cosa che è quasi amorale, 1 milione a quelli lì gli sposta poco nella vita. No, hai ragione. A me e a te ci spostano per sempre. Credo che a loro no. Insigne viaggia intorno ai 5 anni e quindi sono 25 per i prossimi 5 anni. Se ne pigli 27 un'altra parte che non ti dà le stesse emozioni di Napoli, per quello che sospetto io, lui resta qua. Poi può darsi che non ci ho capito niente, non sarebbe la prima volta. Signori e signore Antonio Giordano, grazie mille. Grazie mille a te per avermi portato a New York, città vi- che è straordinariamente bella, ma dico una banalità assoluta. Nella prossima vita potrebbe essere la mia destinazione. Devo scegliere Londra, New York, Parigi o Barcellona. Pensa, io ho dovuto scegliere tra New York, Berlino, Miami o Los Angeles, e comunque New York è stata la... Miami e Los Angeles neanche sono male, ma anche Berlino è bello. Però New York batte tutto. Quando voi sono a disposizione, Grazie infinite ancora Antonio Giordano. Un abbraccio grande. E insomma, signori miei, io mi diverto moltissimo, ringrazio ancora Antonio per la disponibilità, ci sono altre cose che bollono in pentola, gli amici bellini che sono iscritti al canale, a proposito mi sa che vi siete dimenticati i like, cioè vi dimenticate i like proprio adesso, iscrivetevi al canale perché uno non lo dice prima, uno si dimentica, capita, c'è il Caffè Napoli 1926 su Facebook che intervista Pistocchi, qui che continuano gli addetti ai lavori intervistati selezionati o altre cose che bollono in pentola, quindi dovete essere iscritti e seguirmi senza proprio biasimo, senza indugio e senza freni, proprio le diciamo tutte. Tra un po' la partita non live, però la guarderò attentamente, magari un commento post partita, tenete d'occhio i vari social perché potrei parlarne, specialmente se dovesse giocare Insigne, se dovesse giocare Di Lorenzo, le cose che ci interessano. E da New York Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate voi, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, se avete qualcosa da dire, anche quella cosa, vabbè ma hai detto tutto tu, e vabbè ma sei troppo lungo, che fai, l'epopea dei 300, sì, ho tante cose da dire, e allora? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.